Sono arrivati 3 ragazzi, forse stranieri, non si sa, e praticamente si son messi a fare la pipì qua fuori davanti all'entrata dell'albergo. E mio fratello, come l'ha visti, ovviamente ha detto: "Scusatemi, ma non si può fare la pipì qua". E i 3 ragazzi subito l'hanno preso male e hanno iniziato a picchiare mio fratello. Calci e pugni a non finire, una furia selvaggia. Nemmeno i 3 clienti dell'albergo che sono subito accorsi in aiuto di Alessio Wang sono riusciti a fermarli. Uno di loro è stato scaraventato a terra e la madre del ragazzo aggredito è stata portata in ospedale, colpita anche lei per aver cercato di difendere il figlio. Un'azienda a conduzione familiare, l'Hotel Autostrada, che esiste da 19 anni. La zona è periferica, ma fatti del genere non si erano mai visti. Abbiamo visto di tutto, ubriachi, drogati, di tutto e di più, ma mai visto che qualcuno ti mette le mani addosso in questo modo, senza che mio fratello abbia fatto qualcosa. Come sta suo fratello adesso? Non bene, ovviamente ancora sta facendo ancora tanti controlli. Quello di accertato che ha avuto un trauma cranico, ha vomitato per tutto il viaggio, comunque da qua, per tutto il viaggio fino in ambulanza, in ospedale ancora ha vomitato. E poi praticamente ha delle fratture alle ossa dell'occhio. La polizia è intervenuta e ora scatterà la denuncia. Sul marciapiede ci sono ancora i segni dell'aggressione. Un pezzo di felpa strappato ad Alessio è rimasto davanti all'ingresso dell'albergo. Da quello che si è potuto capire, i 3 avrebbero un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Ora si attende l'esito delle indagini. Mai visti prima d'ora, mai, non li conoscevamo, mai visti prima d'ora. E non sappiamo neanche chi siano, cioè non so cosa hanno in mente i ragazzi d'oggi.